Buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo concerto. Ringraziamo anzitutto il Comune di Venezia che ha patrocinato questa attività e la parrocchia della Beata Vergine Addolorata nella persona di Don Stefano che ci ha ospitato e sostenuto per questo concerto. Questo concerto è inserito nel tour che accompagnerà il coro Buoni Cantores del Veneto in viaggio per l'Italia per celebrare i 40 anni di attività. Il coro è stato fondato dal maestro Roberto Fioretto nel 1985 e nel corso della propria storia ha saputo affermarsi a livello nazionale ed internazionale, sviluppando collaborazioni con i più importanti teatri, enti lirici ed orchestre d'Italia, d'Europa e degli Stati Uniti. Il progetto riunisce ragazzi di vari centri della regione, quali Padova, Vicenza, Lonigo, Mestre, ed è stato definito recentemente dalla critica il miglior coro di voci bianche d'Italia. Il progetto oltre che sull'aspetto musicale, si concentra anche sull'educazione per lo sviluppo sostenibile, l'adozione di stili di vita sostenibili in un rapporto interpersonale con la natura per predisporre piani attuativi di autentica salvaguardia del territorio, vissuto come un patrimonio inestimabile, ricevuto al fine di sviluppare un'educazione alla comprensione dell'armonia tra natura, uomo, musica, ambiente ed ecosistemi, in un'unica, meravigliosa armonia. Il primo brano che andremo a sentire è Bohemian Rhapsody di Freddie Mercury e degli altri componenti del gruppo britannico i Queen. È il quarto singolo più venduto di sempre nel Regno Unito, arrivando a vendere più di 1 milione di copie nel gennaio del 1976. Il testo è stato interamente scritto da Freddie Mercury. Parla della trasformazione esistenziale che avviene tramite un processo continuo di cambiamento e crescita che caratterizza la vita di ogni individuo, influenzato da esperienze positive e negative, scelte e consapevolezze che plasmano la nostra visione del mondo e la nostra identità.
Lights significa aurora boreale e il compositore Ola Geirio, nato a Skui, in Norvegia, scrive: uno dei fenomeni naturali più belli che abbia mai visto. L'aurora boreale ha una qualità elettrica così potente che in passato doveva essere stata ipnotizzante e terrificante per le persone, quando nessuno sapeva cosa fossero quelle luci e quando molta superstizione era collegata a questa esperienza. Il testo è preso dal Cantico dei Cantici. Tu sei bella, amica mia, dolce e bella figlia di Gerusalemme, dolce e avvenente come Gerusalemme, terribile come un esercito schierato alla tua bellezza. Distogli i tuoi occhi da me, che mi hanno fatto fuggire.
Baba Yetu, che significa Padre Nostro, è per l'appunto la traduzione del Padre Nostro latino in lingua swahili. Composta dallo statunitense Christopher Tin nel 2005, è stata la sigla musicale del videogioco Civilization 4. Nella sua riedizione nell'album Calling All Down del 2011 è stata il primo brano tratto da un videogioco a vincere un premio Grammy.
l'introduzione dalla Johannes Passion di Johann Sebastian Bach. O Signore, nostro sovrano, sommamente e ovunque glorioso, mostraci con la tua passione come tu, vero Figlio di Dio, pur nell'estrema abiezione, fosti per sempre esaltato.
pianoforte, assieme al maestro, avevamo Francesco Menegazzo. Believer di Mark Brymer degli Imagine Dragons è rimasto per 29 settimane di fila alla prima posizione della Rock Songs Billboard ed è diventata la quinta canzone più venduta del 2017 negli Stati Uniti ed uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Il frontman del gruppo, Dan Reynolds, ha raccontato: questa canzone spiega come il dolore e le difficoltà che ho affrontato negli ultimi anni mi hanno portato ad oggi ad un più sano spazio mentale e di come le avversità portano a diventare una persona più sicura. Il testo dice: sono al comando della vela, sono il padrone del mio mare. Il dolore e le sconfitte nella vita mi hanno aiutato a credere.
Bale Ilacca, scritto per il film Tamil Shivaji, il Tamil è una delle lingue native dell'India risalente a migliaia di anni fa. Il testo di questo brano è uno scioglilingua che racconta i ricordi del compositore Allah Rakha Raman della sua terra natale in schemi sillabici sempre più veloci. Suryano, Chandrano, Yarimano, Satum Sol, Sera Padya Sora Nivano Solu Solu Satum Sol, Suryano, Chandrano, Yarimano, Satum Sol, Sera Padya Sora Nivano Solu Solu Satum Sol, Paradi Paradi Yaradi, Paradi Sinda Yaradi, Toradi Toradi Yaradi, Veda de Parte da Sud di Sivano.
pazienza, abbiamo un cambio, quindi adesso ci lasciano i ragazzi della sezione dei grandi, salgono i piccoli. Nel mentre volevamo invitare in rappresentanza della parrocchia che vi lascio a Marco. Buonasera a tutti, io sono Marco e sono un parrocchiano della Beata Vergine Addolorata, quindi faccio gli onori di casa insieme a Don Stefano e prima di tutto voglio ringraziare ciascuno di voi per essere qui oggi, per essere venuto a questo evento che insieme alla parrocchia e all'associazione culturale che anche rappresento, che è il Circolo Veneto, abbiamo voluto organizzare per dare una mano a Don Stefano in un'impresa che è quella di restaurare il tetto di questa chiesa che ha urgente bisogno di grossi lavori di manutenzione. E quindi, siccome dalle piccole cose che nascono le grandi cose, un giorno ho detto perché non provare, e quindi ho chiesto all'amico maestro Fioretto, che conosco da molti anni, di avere l'onore di avere qui il coro dei Pueri Cantores, che seguo da parecchi anni, il maestro lo sa. E quindi eccoci qua. Io spero che per tutti voi sia un piacevole e lieto pomeriggio. Ringrazio ciascuno dei membri di questo coro perché sono veramente la parte bella del nostro futuro. La bellezza che hanno portato qui oggi con il loro canto mi ha emozionato e penso abbia emozionato anche tutti voi. Io non mi dilungo di più, vi lascio alla seconda parte del nostro concerto e di nuovo vi ringrazio veramente tutti uno per uno, grazie.